A 2 passi da Udine, più precisamente a Butrio, ai piedi delle nobili colline orientali, lavora uno dei pochissimi esperti di micromeccanica fotografica che sono ancora attivi nel nostro paese, un vero punto di riferimento in Italia e all'estero per tutti coloro che sono rimasti legati a quella fotografia che nasce dal rullino e che molti di noi hanno inserito, qualche volta con difficoltà, tra gli ingranaggi, le rotelline e le levette d'acciaio che garantiscono il tranquillizzante click dell'otturatore meccanico. Dalle sue mani sono passati gli apparecchi più straordinari, i marchi più ricercati e le riparazioni più impegnative che hanno richiesto addirittura la costruzione in laboratorio di pezzi introvabili per rendere perfettamente funzionali macchine altrimenti inutilizzabili, molte delle quali fanno bella mostra nel suo laboratorio di Butrio, una specie di museo che rappresenta la storia della fotografia e che custodisce un grande capolavoro, il suo famoso anello fotografico. Si tratta della prima fotocamera al mondo che si infila ad un dito, ma andiamo a conoscere da vicino questo insolito personaggio nel suo laboratorio al piano terra di una villetta di Butrio. Qui praticamente si respira l'aria della fotografia. Dove ci troviamo esattamente? Qui siamo in un laboratorio dove si fa riparazione e manutenzione di macchine fotografiche, interventi su macchine meccaniche e anche parzialmente su macchine digitali. Le macchine digitali non sono facili da riparare perché nascono con la premeditazione che non devono durare e bisogna, quando sono guate, buttarle via. Eppure, per quanto ridimensionato, il mercato della fotografia analogica gode ancora di una grande simpatia non solo presso i nostalgici appassionati della domenica, ma anche tra i numerosi super professionisti che dalla pellicola riescono a far emergere delicatezze e nuance di colore difficilmente riproducibili in una fotografia digitale. Immagini che sono spesso filtrate dalle finzioni di 1000 programmi computerizzati. In fondo anche l'industria e le multinazionali non hanno mai smesso di produrre pellicole e se le pellicole si vendono, evidentemente qualcuno le acquista. Com'è cominciata l'avventura di Giampaolo Ferro e quanti anni di attività festeggiamo oggi? La passione per la micromeccanica e per le macchine fotografiche in particolare l'ho sempre avuta, fin da bambino, piccolo. L'ho portata avanti perché mi piaceva riparare le macchine che trovavo e non funzionavano. Dopo aver lavorato 20 anni nel settore della siderurgia come progettista ho deciso di cambiare mestiere e ho iniziato l'attività di fotoriparatore. Questo mestiere è iniziato nel 1982, adesso io sono in pensione da alcuni anni, per cui la gran parte del lavoro lo fa mio figlio, io gli do una mano per aiutarlo, per non fargli perdere tempo e qualche cosa faccio ancora, prevalentemente faccio cose per uso mio personale. Dove ha imparato questo straordinario mestiere? Il mestiere l'ho imparato da solo. Sono autodidatta in quanto questo mestiere non si può imparare in una scuola. Naturalmente dalla sua attività avrà ricavato notevoli soddisfazioni. Quali, per esempio? Quando ho iniziato non sapevo come fare per farmi conoscere, ma nel giro di poche settimane, al massimo qualche mese, mi sono trovato pieno di lavoro perché riuscivo a fare cose che nessuno faceva. Il parco macchine del suo lavoro qual è? Il nostro lavoro si esegue essenzialmente con una serie di cacciaviti, 4 pinze e tanta manualità. Per ricostruire alcuni componenti che non sono in commercio noi usiamo anche dei piccoli torni, una fresa e i trapani, però prevalentemente lavoriamo con le mani e con i cacciaviti. Quali sono le più belle macchine che le sono passate tra le mani e quali soddisfazioni le hanno dato? Le macchine che hanno fatto storia sono tante, prevalentemente sono quelle tedesche, i quali i tedeschi hanno fatto nell'arco in cui loro hanno prodotto macchine fotografiche delle cose molto robuste, molto affidabili e di ottima qualità, sia meccanica sia ottica. Nello stesso periodo in Italia avevamo una serie di aziende che hanno fatto delle cose eccezionali, qualche volta sono arrivati i primi dei tedeschi. In questo momento ho in mano un apparecchio fotografico Rectaflex che veniva costruito a Roma negli anni 40 ed è stata la prima macchina reflex ad adottare il pentaprisma. Ecco, questa è una macchina importante nella storia della fotografia perché è stata la prima macchina miniaturizzata, era considerata la macchina delle spie
perché si poteva nascondere facilmente. È stata costruita a Riga in Lettonia nel 1936 ed è considerata una grande macchina perché ha le prestazioni di una macchina normale di grande formato. Qual è il suo pensiero di fronte all'invasione di un mondo virtuale, di un mondo digitale rispetto a quel mondo che lei in qualche modo ha vissuto in tutti questi anni? Una persona come me che è nato appassionato di meccanica non ha accettato il passaggio dal tradizionale con pellicola alla foto digitale perché sono due cose diverse. Io non l'ho voluto affrontare e continuo a fare qualche cosa sulle macchine meccaniche. Il lavoro è cambiato perché le macchine di ultima generazione sono praticamente non riparabili, per cui si possono fare soltanto dei piccoli interventi ma molto limitati, oppure bisogna sostituire metà componenti che vengono a costare come comprare la macchina nuova. Si dice che lei sia in grado di forgiare dei pezzi di ricambio praticamente inesistenti, quindi creare a mano cose che non esistono. E qual è esattamente il segreto di questo lavoro? I pezzi microscopici che noi costruiamo li facciamo con le macchine di cui disponiamo, macchine utensili come il tornio, come la fresa, come il trapano, con tanta pazienza e tanta manualità. La sua fama però ha varcato i confini nazionali con la costruzione della famosa fotocamera ad anello, che ha destato stupore e un certo interesse anche da parte dei media americani. Sono diventato famoso prima all'estero che in Italia, non so come, perché nel 1982 hanno cominciato a scrivermi dagli Stati Uniti che avevano saputo di questa macchina ad anello. Il progetto della macchina ad anello ha una lunghissima gestazione. Io ho cominciato a pensarci agli inizi degli anni 60 e man mano che mi veniva un'idea facevo uno schizzo e ho continuato a fare schizzi fino a che sono arrivato alla soluzione definitiva che dava tutte le prestazioni e le dimensioni della macchina come la vediamo attualmente. Per cui sono passati circa 20 anni per pensarla. Poi ho dovuto impiegare parecchio tempo per costruirla. La macchina, a parte i componenti ottici, è tutta costruita in casa, dal primo all'ultimo pezzo. Una macchina così contiene circa 50 pezzi. Ho dovuto pensarla in funzione della possibilità di costruirla in casa con i mezzi di cui disponevo. All'epoca non avevo l'attrezzatura di cui dispongo oggi, avevo un piccolo vecchio tornio e ho dovuto disegnare la macchina in modo da poter costruire tutti i pezzi sul tornio. È stata una cosa abbastanza complessa. La soddisfazione è stata anche di avere realizzato questo sogno. La macchina in pratica ha funzionato dal primo momento ed è stata subito apprezzata dagli amici che l'hanno vista e anche all'estero, come dicevo prima, dove negli Stati Uniti lo hanno saputo immediatamente dopo averla fatta. La macchina è una macchina analogica, usa una pellicola sulla quale vengono impressionate 5 negative e questo modello di macchina è estremamente semplice in quanto ha un'unica variabile che sono i diaframmi. Ha un tempo di scatto fisso e la messa a fuoco fissa. Con un semplice armamento si arma l'otturatore e si trascina la pellicola e poi si fa lo scatto. Un modello precedente a questo invece aveva delle funzioni molto più sofisticate in quanto aveva 6 tempi di otturazione, 6 diaframmi, faceva 6 fotografie e aveva la messa a fuoco. In America l'hanno definita la macchina miracolo. Hanno considerato questo oggetto importante per cui una persona ha pensato di fare un libro che si intitola Il gioiello. Viene descritta un po' tutta la mia storia, da come nasce l'attività di costruttore di macchine fotografiche, della pubblicità e della descrizione che hanno fatto di queste macchine non solo in Italia ma anche all'estero, in particolar modo negli Stati Uniti, dove è stata molto apprezzata. Negli Stati Uniti lo hanno saputo subito dopo che io avevo fatto la prima macchina ed un grande ricercatore ha messo la copertina del suo libro dove parla di tutte le macchine, le micro macchine del mondo, ha messo in copertina la mia macchina, che sarebbe poi questa, il che mi ha dato una grande soddisfazione. Questo è il tornietto vecchio, un po' anche malandato, sul quale è stato costruito il primo prototipo di macchina d'anello. Costruire una macchina d'anello non è una cosa semplice, in quanto non c'è niente a cui ispirarsi, bisogna praticamente partendo da zero stabilire tutte le caratteristiche, tutte le funzioni e tutti i particolari come devono essere fatti. Per questo che io sono stato impegnato per diversi anni.
Poi, visto la pubblicità che mi ero fatto e l'importanza che avevano dato a questo strano oggetto, io ho deciso di fare anche alcuni accessori, tra cui questo che è un cavalletto che sostiene la macchina, e gli altri accessori sono poi paraluci, filtri, un ingranditore che ha anche la funzione di proiettore per diapositive. Questo è un tagliapellicole che serve a tagliare le pellicole che poi vengono montate sulla macchina. Questa è la stampa di 5 fotografie scattate con la macchina ad anello. La macchina fotografica ad anello ha suscitato l'interesse di molte persone, di molti studiosi in giro nel mondo, tra cui questo William White, che era il più grande ricercatore degli Stati Uniti, che nel 1990 ha pubblicato un libro e ha messo in copertina la mia macchina. Altre pubblicazioni hanno pubblicato fotografie della mia macchina e sono, per esempio, questo qua che è un libro italiano dove parla di tutte le macchine italiane e io sono l'ultimo in ordine cronologico, dopo di me non ci sono più costruttori di macchine in Italia. Poi questo è un libro inglese. All'interno di questo libro, il cui titolo è Spy Camera, ossia macchine per microspionaggio, c'è un articolo dedicato alla macchina ad anello GF81, che sarebbe poi questa. Un ennesimo capolavoro ingegneristico di Giampaolo Ferro è il prototipo sperimentale ancora una volta ispirato ad un anello davvero speciale. Contiene infatti un microscopico presepe animato da infilare al dito, che nei tempi descritti dalla tradizione cristiana muove i protagonisti della natività in uno scenario di soli 35 mm. Il presepio è una cosa abbastanza particolare perché fa un ciclo che dura circa un mese. L'avviamento partono da Nazareth Giuseppe e Maria l'8 dicembre e arrivano a Nazareth il 6 gennaio esattamente, e quando arrivano nella grotta nasce Gesù, si solleva la stella cometa e partono i re magi e arrivano fino alla grotta. Il meccanismo è mosso da una macchina di orologio da polso, che sarebbe questa, e tutti gli altri componenti invece sono costruiti in casa, tutti singoli pezzi. Questo presepio è composto, oltre che alla macchina dell'orologio, da circa 140 pezzi. Come ci si sente a prendere in mano questa importante eredità? Ma io sicuramente mi sento investito da una certa responsabilità, perché questo è un lavoro difficile, è un lavoro che tra l'altro grazie all'abilità di mio padre i clienti e le persone si aspettano sempre il meglio. Spero quindi di poterlo imitare e di riuscire anche io a ottenere i risultati che ha ottenuto lui.